Eccoci rientrati in studio, qui vicino a me abbiamo Mario Cardone, con lui adesso parleremo del campionato di promozione, anche lì verdetti finali, alcuni già scontati, altri quasi scontati. Va Sì, bene? infatti Ettore, buonasera a tutti comunque. Però prima di parlare del campionato di promozione ci vediamo un servizio di Mario Cardone che ha realizzato in settimana in occasione della presentazione del torneo di calcio amatoriale a 7 denominato Lever Serie A. Guardiamo il servizio. Amici di Penalty, siamo qui al centro sportivo New Lever. Come vedete alle mie spalle si stanno già allenando perché il giorno 20 aprile comincia il torneo Serie A Lever. C'è la pagina Facebook, potete andare ad iscrivervi per vedere quale sarà l'effettivo svolgimento di questo torneo. Un torneo interessantissimo perché pensate si sono inventati addirittura la Lega Calciatori Amatoriali. Qui è vero sono amatoriali però hanno tutta l'aria di fare sul serio. Alex Pamà è il responsabile del torneo Serie A Lever, è qui di fianco a me e adesso ci spiegherà tra l'altro anche che cos'è la Lega Calciatori Amatoriali perché se l'ha inventata lui. Buonasera a tutti. Allora è stata una mia idea creare questa LCA che è la Lega Calciatori Amatoriali, dove praticamente il nostro torneo, la Serie A Lever, che questa qua è la seconda edizione, farà parte appunto di questa lega. Abbiamo cercato di creare un torneo di calcio, come dicevo appunto, a 7 nel nostro centro sportivo New Lever di Catania, dove delle squadre che appunto si chiameranno Serie A Lever, prenderanno i nomi delle squadre di Serie A, si affronteranno in questo torneo che già la prima edizione è stata molto avvincente, ma questa qua si prospetta sia qualcosa di diverso che ancora non si è visto nei campi di calcio. I ragazzi devono arrivare qui tutti 30 minuti prima della partita e non è una cosa comune a tutti i tornei e devono presentare una distinta, un modo per responsabilizzarli e per far sì che facciano parte di questa organizzazione appieno. Esattamente, dovranno presentare una distinta con i nomi dei tesserati, dove poi ci sarà la coppia arbitrale. Questa è una novità, 2 arbitri che arbitreranno un incontro di calcio a 7 che faranno il riconoscimento all'interno degli spogliatoi e niente. Il primo obiettivo è quello di arrivare alla fine del campionato come in tutti i casi, però io credo che ci sia anche un progetto più ampio. Sì, diciamo che questo torneo, abbiamo iniziato il primo torneo a 10 squadre, adesso abbiamo rivoluzionato tutto, sarà tutto diverso, siamo 16 squadre, abbiamo deciso di fissarla a 16 squadre per questa edizione estiva, ma appunto il nostro progetto è quello di far crescere la LCA, che è una Lega Calciatori Amatoriali che si spera che già a settembre le squadre da 16 diventino 30-32. Eccoci qui con Luca Urso che invece è il responsabile degli arbitri della Serie A Lever. I tornei amatoriali non sono affatto uno scherzo quando si gioca, i ragazzi fanno sul serio, quindi il vostro ruolo è molto molto importante. Sì, buonasera a tutti. Abbastanza importante perché come si sa il calcio è uno sport di elevato agonismo e quindi ragion per cui chi viene a giocare ovviamente sì, deve mettere assolutamente al primo posto lo spirito del divertimento, però l'agonismo io penso che sia alla base essenziale di una partita di calcio. Quindi il nostro ruolo è comunque quello di tenere a bada questi ragazzi, nel senso che fa rispettare sì le regole calcistiche ma soprattutto quelle che sono le regole comportamentali che l'organizzazione di questo torneo ci chiede. Ragazzi, la Serie A Lever promette di essere un grande torneo, quindi per carità collaborate, i calci di rigore ci possono non starci, ma non ne facciamo una questione di Stato perché altrimenti le partite non finiscono più.
Complimenti per la bella idea di Alex Famà, questa Lega Calciatori Amatoriali. Mi stuzzica, insomma, il calcio, al di là di quella che è l'ufficialità, spesso e volentieri va premiato con queste belle iniziative. Mi è piaciuta. Ma basta vedere l'impegno con cui i ragazzi organizzano le squadre, È i completini, vero, è 1000 vero. chiamate, insomma, è interessante. Allora, campionato di promozione, subito la parola alla nostra Jenny perché così ci dà i risultati e tra poco ci collegheremo anche con il mister vincente di questo girone A, ovvero Giovanni Falsone del Raffadali. A te la parola, cara Jenny, vai. Delfini Vergine Maria Accademia Licata 3-2, Aragona Castelmare 2-4, Audace Partinico Folgore Selinunte 1-0, Città di Carini Libertas 2010 1-0, Borgata Terrenove Raffadali 5-5, Sciacca Salemi 2-1, Ligni Trapani Siculiana 6-3. Allora, Raffadali vincente, il commento lo affidiamo come al solito in maniera determinata al nostro Mario Cordone. A te la parola, Mario. Amici di penalty, il girone A di promozione, questo rush finale è stato caratterizzato nella zona bassa della classifica dall'appaiarsi a pari punti di 3 squadre. Stiamo parlando del Favignana, del Carini e del Delfini, che sono arrivate tutte e 3 a 34 punti. Che cosa è successo? Il Favignana si è potuto permettere una sconfitta per 9-0 fuori casa perché? Perché era sicuro di essere primo in quello che si dice classifica avulsa. Favignana 7 punti, Carini 7 punti e Delfini 2. Abbiamo una schermata comunque per i play-out e Certo, playoff, per così gli possiamo... incroci. In Ecco. virtù di quello che vi ho appena detto, quindi Favignana primo con 7 punti perché era anche in vantaggio negli scontri diretti con il Carini perché aveva vinto al ritorno 5-1. Succede che il Favignana andrà a giocare contro l'Audace Partinico nella gara valida per i play-out e la stessa cosa farà il Carini contro Delfini Vergine Maria. Le prime 2 squadre che vedete, quindi quelle scritte a sinistra, hanno fattore campo e 2 risultati a disposizione. Chi perde, chi non riesce a ottenere risultati favorevoli, va dritto in prima categoria. Per quanto riguarda invece la zona alta, la Folgore aveva già conquistato i play-off la passata settimana. E Quindi... sarà l'unica perché chiaramente c'è 10 punti. Esatto, Castellammare e che Libertas oltre. rimangono fuori. Attenzione perché la Libertas è ancora in gara, ha pareggiato 4-4 la prima partita contro Borgata Terrenove Sì, in Coppa Coppa Sicilia. e stiamo parlando della semifinale di Coppa Sicilia. Perfetto, Coppa benissimo. Italia. E allora a questo punto diamo spazio a questo girone A e abbiamo in linea il mister del Raffadali, Giovanni Falsone. Pronto Giovanni, ci senti? Sì, buonasera. Ciao Giovanni, come va? Contento? Diciamo, calcisticamente andiamo bene, benissimo. Sei contento perché quest'anno lì a Raffadali hai disputato un bel campionato, devo dire anche di grande qualità tecnica, la società ti ha messo sicuramente a disposizione un bel gruppo, però tu l'hai amalgamato, so come lavori, abbiamo avuto modo di lavorare anche insieme e credo che comunque quella piazza ha anche un po' fame di oltre l'eccellenza, o sbaglio? No, non ho capito l'ultima cosa. Sto dicendo che ho l'impressione che Raffadali abbia tanta fame e che forse l'eccellenza rischia di stargli un po' stretta, vorrebbero forse Sì, fare qualche altra cosa in più, o sbaglio? Sì, questo sì, però dobbiamo capire che in eccellenza ormai ci sono moltissime società che non se lo possono permettere più, almeno che non si fa una politica in maniera diversa. Chi Ma- alla fine non lavora con questa politica con i giovani e molti locali, prima o poi scomparisce dal palcoscenico calcistico. Certo. Senti, ma qual è stata la più grossa difficoltà in questa stagione nel tuo girone? C'è stato qualche momento in cui hai avuto delle difficoltà e forse è meglio ricordare il momento in cui hai capito che forse la squadra ti stava seguendo e che sicuramente avresti raggiunto il tuo obiettivo? Onestamente ti devo dire una cosa, inizialmente non ci credeva nessuno perché è sempre una squadra che retrocede a giugno e presentarsi in atto di partenza per vincere il campionato, giustamente è difficile che dopo un anno magari uno vince subito il campionato. Però io ho avuto la fortuna di prendere tutti i giocatori che l'anno precedente praticamente hanno fatto male, male nei loro campionati, non dico magari a livello individuale, però dico come squadra. Praticamente avevo tutti i ragazzi che sono scesi quasi di categoria, la maggior parte. E quindi, Più 4-5 dell'anno scorso che sono scesi pure a Raffadali. e quindi Anche c'era in questa promozione voglia. ho preso tutti i ragazzi che avevano fame di mettersi in mostra, compreso anche me, perché anche io ricordiamo che dopo tante stagioni che magari ho vinto tanto, per 2 stagioni magari non
non ha fatto bene, anche io avevo voglia di mettermi in gioco. E ci sei Onestamente ti devo riuscito. dire, magari ora è facile dirlo perché però la tensione è sempre tanta. Certo. C'è Mario Cardone che ti vuole fare una domanda, Giovanni. Buonasera mister, complimenti per il successo, avete dominato nel vostro girone, addirittura all'andata non avete mai perso. La vostra squadra su 30 partite in 19 occasioni ha segnato 2 o più gol. Come si fa a migliorare una squadra di questo genere anche in ottica futura? Allora, io posso ricordare che quando era Enna forse Tortorici lo sa, perché forse mi seguiva meglio prima. Io a Enna mi ricordo che avevamo una media di 4-5 con la partita. Io lavoro molto sulla fase offensiva, onestamente. Cerco di far giocare sempre la squadra e poi alla fine non è il modo che conta, ma sono i giocatori che ti fanno la differenza quando hai gol. È vero. Io questo sono sempre convinto, infatti io o le vinco le partite oppure le perdo, difficilmente pareggiamo, a meno che per sfortuna magari all'ultimo le pareggiamo. Questo è stato sempre, è successo anche con l'Atletico Catania quando lo sa Tortorici, È vero. ci sono andato io, abbiamo vinto subito 4-5 partite di fila, difficilmente pareggiavamo. Hai detto bene, curi molto la fase offensiva e quindi poi alla fine i risultati e i gol arrivano e ti fanno cambiare completamente idea tattica. Anche perché se tu vai in gol è normale, poi le squadre ti devono scoprire, Certo. oppure già vai andando avanti, poi magari lo puoi prendere anche il gol perché magari sei sempre nella fase offensiva, però rischiamo dietro, ma ci vuole anche un pizzico di fortuna quando Ma nella vita bisogna rischiare, Giovanni, nella vita bisogna rischiare. Ma non è solo nel calcio, ma è nella vita, infatti Tortorici sicuramente ha rischiato. È vero. Non è andato più col fischietto al campo e fa il giornalista, e credo che lo sta facendo molto bene, almeno di quello che io lo seguo. Grazie Giovanni, tantissimo, come al solito sei sempre molto disponibile e molto gentile. L'ultima battuta però te la voglio fare. Io ho sempre a disposizione, ci sono problemi. Lo sappiamo. Anche perché noi facciamo parte di questo mondo, dobbiamo ringraziare a voi che ci date anche la possibilità di farci conoscere anche È vero. che magari ci conoscono. Chissà, può darsi che scapperà una nomination per il penalty awards, questo chiaramente non dipenderà da me, ma dipenderà soprattutto dall'AIEC, l'associazione italiana allenatori. Ti posso dire una cosa, Sì. Ho vinto un campionato a Enna in maniera strepitosa, meglio di qua sicuramente, Certo. vincendo magari 14 partite di file. Ci ho sempre sperato dopo tanti anni Di avere un riconoscimento. magari tanto. Mai però dire mai. Perché non arrivano mai. Senti, Spero Giovanni, che nelle votazioni si ragiona un pochettino in più con molte competenze, sicuramente la gente che poi lo faranno guarderanno, a parte i numeri, devono guardare anche gli anni. Sì, Però devo dire, sii fiducioso, sarebbe poco da Giovanni. non dire che mi piacerebbe tantissimo e magari essere premiato da qualcuno di voi. Vediamo un po'. Allora, senti Giovanni, per chiudere, finita la stagione, oggi state festeggiando, ma a questo punto qualche cosa per la prossima stagione ne avete già parlato, no? Dico Mario, sicuramente avranno già organizzato qualche cosa per la prossima stagione. La società mi ha riconfermato, io devo ringraziare molto Piero Tampuro che è un cosmologo di Enna e da ormai 10 anni che lavoro con lui. E questo campionato lo devo dividere anche sia con lui e con il presidente e con il direttore a parte i ragazzi. Staffa importante. Va bene Giovanni, noi ti Ricordatevi ringraziamo. questo nome, Piero Tampuro Postrologo, questo prima o poi già è scontato, ma lo conosceranno di più. Benissimo, perfetto. Grazie Giovanni, in bocca al lupo, ancora complimenti Grazie per a voi, la bella stagione. ciao, grazie. A presto, grazie. Giovanni Falzone, allenatore del Raffadari, che grande stagione però, Una grandissima stagione. Perché i punti sono tanti e gli avversari devo dire che erano anche abbastanza arcigni. Quest'anno sarà difficile scegliere tra i 4 gironi il miglior manager e i migliori giocatori. Sarà un penalty awards carico, molto impegnativo. interessante. Allora passiamo adesso al girone B del campionato di promozione, allora di nuovo la parola alla nostra Jenny con i risultati. Siamo giunti giustamente all'ultima giornata, la 15ª. A te la parola Jenny. Allora, Città di Sant'Agata di Militello Castelbuono 3-1, Ciapazzi l'iniziativa 1-1, Cus Palermo Merì 2-1, Mamertina Real Calcio 2-3, Cefalù Rocca di Caprileone 1-2, Montemaggiore Sant'Agiolese 0-3, Città di Mistretta Sinagra 0-1,
Città di Campofelice di Roccella Stefanese 0-1. Benissimo, Rocca di Capriglione in testa ormai da molto tempo Sì, e ha già da molto certo. tempo vinto il campionato, abbiamo anche parlato con il presidente, tra poco vedremo la clip, però adesso il commento con la schermata dei playoff e dei playout. Diciamo che Jenny ve l'ha già detto, Ciappazzi iniziativa 1-1, questa partita è stata decisiva in entrambi i sensi perché Ciappazzi non è riuscito a ottenere i punti che servivano per evitare la retrocessione diretta in prima categoria, allo stesso modo l'iniziativa è rimasta ancorata ai play-out e vediamo appunto la classifica dalla grafica, Real Calcio 38 punti rimane fuori, perciò gli accoppiamenti per i play-out sono Iniziativa contro Stefanese e Sinagra contro Città di Campofelice di Roccella. Per quanto riguarda invece i play-off, il CUS Palermo non solo si ritrova direttamente in finale, dovrà aspettare la vincente di Castelbuono Cefalù, ma anche una seconda chance perché contro gli amici dello Sporting Taormina i Cussini sono andati a pareggiare A 1-1 Taormina. a Taormina e perciò hanno una grandissima chance di avere due campi su cui lottare. Non diciamo questo al nostro ospite perché poveraccio ha perso l'opportunità di continuare in Coppa di prima categoria, seppur al cospetto di un ottimo bel passo, però la Coppa certe volte arriva ad essere anche un'ancora di salvezza, no mister? Che dici? Sì, la Coppa è un bel torneo. È un bel torneo, sì. magari all'inizio no perché ci sono tante squadre che hanno tanti obiettivi, poi alla fine quella diventa quasi proprio un'ancora di salvezza. Giustamente eravamo sicuramente la squadra più debole rimasta in Coppa, Sì, vedendo le altre però squadre. arrivare Però sempre il lì sogno è era, sempre era là, importante. però ce la siamo fatti sfuggire. Vabbè. Allora adesso amici di Rocca di Caprileone abbiamo un video per festeggiare la vostra promozione nel campionato di eccellenza, lo guardiamo tutti insieme e dobbiamo dire complimenti perché dopo solo un anno sono ritornati di nuovo in eccellenza. Rocca di Caprileone. Questa è la storia di noi calciatori uniti per la nostra città. Nelle vene ci scorre il bianco e l'azzurro di questa squadra magica. Bianchi e azzurri, 11 leoni, portiamo in giro i nostri colori. Grazie a voi ultra. Bianchi e azzurri, 11 leoni, 11 campioni, con il cuore in campo noi. E bianchi e azzurri, 11 leoni, portiamo in giro i nostri colori, grazie a voi ultra. Bianchi e azzurri, 11 leoni, portiamo in giro i nostri colori, grazie a voi ultra. Bianchi e azzurri, 11 leoni, 11 campioni, con il cuore in campo
organizzatissimi, hanno anche l'inno ufficiale, Rocca di Capreleoni in eccellenza con l'inno ufficiale. Complimenti al presidente che abbiamo avuto ospite qualche settimana fa. Non si può non andare in eccellenza con l'inno È ufficiale. vero, non si può non diciamolo andare, ma sono organizzati, hanno una bella società, un campo in erba sintetica, è stata una delle prime società nel Messinese ad avere un campo proprio, quindi meglio di così, hanno tutti i requisiti per fare, C'è da dirlo, c'è per da fare bene. Benissimo, proseguiamo, adesso abbiamo il girone C del campionato di promozione, la parola la passiamo alla nostra Jenny, che in questo caso ci legge appunto quest'ultima giornata del girone quasi prettamente catanese. Città di Randazzo Aci Sant'Antonio 3-1, Ionica Aci San Filippo 3-0, Pistulina Città di San Filippo del Mela 3-4, Promende Spadaforese 1-5, Real Aci Sporting Taormina 0-3, Atletico Pedara Torre Grotta 5-3, Troina Trecastagni 4-0. Allora, a questo punto che dire, i giochi erano già fatti, lo Sporting aveva vinto da qualche Sì, settimana, però- c'era soltanto da definire play-out, play-off, Esatto. a te la parola Mario. C'era la partita dell'anno per le squadre coinvolte, stiamo parlando di Promende e Spadaforese, scontro nel Messinese tra le due squadre appaiate praticamente con lo stesso punteggio. Chi vince guadagna il tesserino valido per disputare i play-off, vince la Spadaforese addirittura 5-1. È il crollo per la squadra di casa, che poteva essere considerata fino ad oggi la vera sorpresa di questo campionato. Non ce l'aspettavamo a questi livelli, ce li siamo ritrovati fino alla fine, però sono mancati nella partita più importante. Pensa Ettore che la Promende nelle 15 partite giocate in casa per 9 volte era riuscita a non subire gol, oggi ne ha presi 5, insomma la giornata storta probabilmente. Vediamo il tabellino play-out e play-off. Andiamo a vedere il tabellino che riassume la situazione. Il Troina veramente favorito, più che favorito per questa fase finale. Che campionato che ha fatto il Troina, Soprattutto nel girone di ritorno ha quasi solo vinto. Trecastagni e Spadaforese si giocheranno la semifinale per poi andare a scontrare il Troina, anche se il Trecastagni insomma non sappiamo come aspettarcelo in una partita di questo tipo. Campionato strano del Trecastagni, no? Stranissimo. Grande partenza con mister Barbagallo. Adesso c'è un'altra squadra con mister Giaccari, squadra. una squadra che è prevalentemente juniores, con qualche innesto o perlomeno qualche rimanenza della vecchia squadra che ha lottato con lo Sporting Sarà fino alla difficile fine. però, sia in semifinale ed eventualmente in finale a Troina. Adesso sono loro gli sfavoriti, È diciamo vero, così. è vero, Per è quanto vero. riguarda invece i play-out, già da qualche settimana abbiamo individuato lo scontro tra Città di Randazzo e San Gregorio come quello l'unico disponibile, perché ci sono ben 3 squadre che retrocedono direttamente. Chi vedi favorito? Questa finale Nel Città di play-out? Randazzo, che giocherà in casa e ha un grande vantaggio, dobbiamo ricordare che mancherà Saccullo perché sconterà la 4ª giornata di squalifica. Saccullo è il bomber del torneo, Sì. quindi un grave handicap. Certo. Comunque il Randazzo ha 2 risultati a favore, perciò rimane un po' favorito È secondo vero. me. E adesso parliamo del girone D del campionato di promozione, lo anticipiamo, la Leonzio ufficialmente Sì. insomma, lo vince con grande merito, ma onore alle squadre gelesi. Guardiamo i risultati, sentiamo la voce di Jenny e poi li commentiamo, e abbiamo anche un servizio sulla bella giornata di Lentini. Atletico Catania, Atletico Gela 2-3, Città di Catania, Belvedere 1-2, Sicula Leonzio, Macchitella Gela 6-2, Gela Pachino 5-4, Ragusa Santa Croce 3-1, Comiso Palazzolo 2-3. Benissimo, allora abbiamo detto Sicula Leonzio con 61 punti, prima in classifica. Parola a Mario così ci dà un quadro completo. Mario. Alla fine ce l'hanno fatta, la partita contro il Macchitella doveva essere una formalità e lo è stata anche nel punteggio. Macchitella comunque si era già salvato, aveva fatto un grande campionato e ci ha provato a mantenere gli equilibri perché era riuscito, se non sbaglio, anche a pareggiare. Comunque adesso vedremo il servizio. Per quanto riguarda invece la zona playoff, l'Atletico Gela dovrà scontrare il Palazzolo, che ce l'ha fatta. Alla fine il Palazzolo è riuscito. Questa è la classifica agguantare- finale, Sì, questa è la classifica il finale. Palazzolo ha raggiunto quota 49, è riuscito ad agguantare l'ultimo posto utile per partecipare ai playoff, aggancia il Santa Croce, ma non lasciatevi ingannare perché comunque il Santa Croce aveva una differenza reti maggiore, superiore, più 6 per loro, perciò Santa Croce conserva il suo quarto piazzamento. Alla fine si giocherà Atletico Gela contro Palazzolo e Gela Santa Croce
per quanto riguarda i playoff. Eccola qua la schermata. L'ultima zampata l'ha data il Belvedere in zona playout con le altre due contendenti che riposavano, ovvero Sporting Battiati e Sporting Priolo. Il Belvedere è andato a quota 24 e perciò si giocheranno a questo punto Sporting Battiati contro Comiso, l'altra partita invece sarà Priolo contro Pachino. Ecco, sottolineiamo che non è stata inserita nessuna squadra retrocessa direttamente perché Perché? il Città di Valverde aveva già abbondantemente lasciato questo campionato, per cui è lei ufficialmente la squadra che retrocede direttamente, le altre chiaramente attraverso i play-out. Questo campionato diciamo aveva già due squadre in meno, Sì, perciò... Infatti. Bene, allora guardiamoci il servizio di Alessandro Fragalà, produzione Sigra, sulla bellissima vittoria della squadra del presidente Leonardi che raggiunge meritatamente il campionato di eccellenza. Erano 2 anni che Lentini aspettava questo momento, fischio finale, Leonzio batte Machitella per 6-2, scoppia la festa, la Leonzio finalmente raggiunge la promozione in eccellenza dopo un altro campionato difficile, un testa a testa con l'Atletico Gela concluso solo all'ultima giornata con questa splendida vittoria, partita a senso unico, quella di quest'oggi all'Angelino Nobile, grandissima festa fin dalle battute iniziali, un pubblico straordinario che ha gremito completamente lo stadio lentinese e adesso al fischio finale è scoppiata la festa per la squadra del patron Giuseppe Leonardi, del direttore sportivo Davide Vignevi e dell'allenatore Pierpaolo Alderisi. Partita d'accademia, a portare in vantaggio la Leonzio ci ha pensato Davide Ardizzone con un colpo di testa, dopo un colpo di testa di Carbonaro sono passati appena 5 minuti, poi il Machitella pareggia su calcio di rigore e realizza Scudera. Immediato il 2-1 bianconero realizzato con un tocco al volo da Lino Signorelli, il 3-1 sempre nel primo tempo, a segno va Giuseppe Carbonaro con un preciso colpo di testa. Sempre nel primo tempo arriva il 4-1, cross di Cerra e colpo di testa di Signorelli che realizza così una doppietta, il 4-2 per il Machitella ancora su calcio di rigore, questa volta segna Spitale. Nel secondo tempo semplice accademia per la Sicula Leonzio, il 5-2 firmato da Regalino dopo un'azione personale di Ardizzone, partita in cassaforte ma a chiuderla splendidamente ci pensa Ciccio Fascetto con un calcio di punizione davvero pregevole. 6-2 per la Leonzio, adesso a Lentini può scoppiare finalmente la festa per questa meritata, è il caso di dirlo, promozione in eccellenza. A caldo con il patron Giuseppe Leonardi appena finita la partita, l'emozione grandissima, finalmente. L'aspettavamo, secondo anno, contento, poche parole, contento, è meritata, vinta sul campo, vittoria meritatissima. Calcolare la gioia in questo momento è difficile dopo una stagione così. Sì, era quello che sognavamo da quest'anno, anzi da 2 anni quando abbiamo messo qua piede a Lentini. È una gioia indescrivibile, è qualcosa che si deve vivere per poterla descrivere ed è il coronamento di un'annata grandiosa. Da 1 a 100 quanto sei contento? 200, 300, 3000, perché abbiamo fatto una stagione da protagonisti, dalla prima giornata in testa. Abbiamo fatto in 2 anni più punti di tutti, per salire in eccellenza abbiamo dovuto vincere 2 campionati. Ancora complimenti alla squadra del presidente Leonardi, ma soprattutto complimenti anche a Pierpaolo Alderisi che insomma ha finalmente vinto il suo primo importante campionato e poi insomma con Pierpaolo mi lega un'amicizia legata ad anni in cui lui da piccolino già era un allenatore anche in campo. Mister, sottolineiamo che comunque Lentini è arrivato a quel punto grazie ad una bella programmazione. Nel siracusano chi programma alla fine ha dei risultati, la Leonzio lo ha fatto, l'Avola si deve preparare perché Avola ha anche una grande tradizione, non può rimanere in prima categoria, lo dobbiamo gridare forte questa cosa, mister? Questa domanda è da fare ai dirigenti. Lo so, però tu da allenatore sai benissimo qual è in questo momento il termometro nella tua piazza, no? Sì, ad Avola c'è fame di calcio, hanno fatto bei campionati di eccellenza, quindi c'è un tifo abbastanza organizzato che viene a supportare la squadra. Un po' di invidia con quelli di Lentini su questa vittoria? No, però piacere anche un po', dai. Piacere, pure perché so che sono pure gemellati, quindi. Ah beh, allora quindi nessun problema, contenti, magari il prossimo anno possono festeggiare una eventuale promozione dell'Avola, no?
si spera. Real Avola, che poi è la storica Avola, anche Sì, se infatti. c'è la parola Real. Bene, a questo punto mi devo congedare anche con Mario. Volevi dire qualcos'altro? No, siamo arrivati in fondo finalmente a infatti. questo campionato di promozione. Adesso ma aspetteremo play-out e play-off. Con Mario naturalmente ci vedremo la prossima settimana. La parola passa di nuovo alla siracusana penaltina Jenny, perché ci lancia la pubblicità, e tra poco parleremo di prima categoria, anche in questa occasione play-out e play-off già definiti. A te la parola. Vi raccomando, non cambiate canale, ci vediamo tra pochissimo. È di nuovo estate e con l'estate riesplode Donna del Mare. Per diventare una delle 8 concorrenti della nuova edizione, partecipa ai casting ufficiali. Vai sul sito www.donnadelmare.it e compila la scheda di partecipazione. Parteciperai alle selezioni per vivere un'estate di successo indimenticabile. Allora chiama al 336 9207 27. Il concorso che colora l'estate sta aspettando te. È un'organizzazione Play Village. Un'azienda giovane e rampante, competente e soprattutto all'avanguardia. PC One, un solo nome, un solo successo. Da PC One l'assistenza che cercavi nel mondo dei PC. Tutta la componentistica per l'informatica, tutti gli accessori per computer delle marche più prestigiose. Asus, Toshiba, Acer, MSI. Da PC One ampia scelta di notebook e stampanti per PC, nonché toner e cartucce originali e compatibili. PC One, infoline 095 53 71 91.